Cercherò di affrontare con grande responsabilità. Hanno avuto molta pazienza, mi hanno rivolto domande precise, puntuali, pertinenti. Teresa Restivo, commissario liquidatore del lato GESA G2, è stata ascoltata dai sostituti procuratori Andrea Maggioni e Matteo Delpini come persona informata sui fatti. I fatti? Quelli che ruotano attorno alla gestione dei rifiuti che interessa la città di Agrigento e gli altri 18 comuni consorziati all'ambito, che garantisce il servizio di raccolta e smaltimento attraverso l'associazione temporanea di imprese. Restivo è stata convocata all'indomani dell'apertura dell'inchiesta, in questa fase solo conoscitiva, cioè senza indagati, per cercare di fare luce sulla prolungata azione di protesta durata 11 giorni da parte dei netturbini, che praticamente ha causato disservizi, disagi, allarme igienico-sanitario e ambientale. La procura ha ipotizzato 2 reati: interruzione di pubblico servizio e omissioni di atti d'ufficio. Da qui allora la necessità da parte degli inquirenti di vederci chiaro, di capire meglio e più in profondità i meccanismi che alimentano il sistema integrato dei rifiuti all'interno del lato GESA G2, quasi periodicamente in sofferenza di liquidità, una condizione che non consente alla società di poter soddisfare le richieste economiche dei fornitori. Per 5 ore Teresa Restivo ha risposto agli interrogativi posti dai 2 magistrati, che hanno affidato altri accertamenti alla Digos della Questura di Agrigento. Nelle prossime ore non è escluso che possano essere acquisiti documenti contabili della stessa ATO, dei comuni e delle aziende che gestiscono il servizio, ma anche altro materiale che in qualche modo ha a che fare con la vicenda, finita sotto la lente di ingrandimento della procura, che dovrà ora accertare perché il sistema frequentemente va in cortocircuito e se ci saranno eventuali responsabilità penali. E dal fronte giudiziario a quello amministrativo, per martedì prossimo, subito dopo Pasquetta, il commissario liquidatore ha convocato l'assemblea dei sindaci. Sì, perché all'appello per mantenere l'impegno assunto con le ditte e quindi con i netturbini tornati ieri al lavoro mancano un paio di milioni di euro. Superata la fase dell'emergenza, spiega Teresa Restivo, parleremo delle novità emerse nell'incontro di Palermo. Il servizio lo gestirà sempre l'ATO, precisa, ma per evitare che le amministrazioni virtuose siano penalizzate alla stessa stregua di quelle che non pagano, il contratto generale sarà suddiviso in cantieri. Risultato: in caso di sciopero dei netturbini, a subirlo saranno i comuni morosi, gli altri avranno garantito il servizio, osserva ancora Restivo. Insomma, si finirà di sparare nel mucchio.